Allora, ritorniamo a noi. Le strutture, vi passate un po' voi, vediamo anche un po' le slide, perché alla luce di questi numeri impressionanti, alla luce di questi finanziamenti che non ci sono, c'è l'altro problema enorme, che queste persone non autosufficienti oppure anziani che non vogliono più stare per conto proprio, hanno bisogno di un aiuto, eccetera, afferiscono a strutture residenziali di vario genere, dopo ci direte voi qual è lo stato dell'arte, e vediamo un po' anche la slide, posti letto che non sono sufficienti. Vero Gino Ferraresso? Sì, noi abbiamo nella nostra regione all'incirca 400 case di riposo, strutture residenziali per anziani. Quando parliamo di questi numeri intendiamo sia anche quelle strutture dove ci sono anche centri diurni. Quindi quelle che sono parziali, cioè dove vai per qualche ora, però non è che... abbiamo anche questa particolarità, però diciamo circa un 400 strutture, queste strutture il 60% è privato, il 40% è pubblico. Se poi invece guardiamo i posti letto sono invece, e quindi parliamo solamente dei posti letto residenziali, 24 ore su 24, sono all'incirca 33.000 posti letto e all'incirca sono metà e metà privati e pubblici. Quindi è questa la dotazione che noi abbiamo nel Veneto. È poco e tanto, diciamo che è appena sufficiente perché liste d'attesa ce ne sono ancora nelle case di riposo a seconda dei territori. Ovviamente le liste d'attesa variano anche a seconda di quanto si fa pagare all'anziano, perché ovviamente se costa troppo il posto letto rimane vuoto. E quindi c'è l'altra problematica. Però diciamo che questi numeri sono appena sufficienti a dare una risposta a quella platea di 200.000, noi abbiamo la platea di 200.000 persone non autosufficienti nel Veneto, quindi di questi circa 33.000 sono nelle strutture residenziali, ok? Quindi rimangono fuori circa 170.000 persone, 165.000 persone che sono non autosufficienti e quindi trovano una risposta sostanzialmente a livello domiciliare. Vuoi con l'assistenza domiciliare, che però l'assistenza domiciliare è pochissima per pochi. Noi abbiamo un'assistenza domiciliare integrata a quella che fornisce l'USL, quindi per i casi più importanti, che è intorno al 9%. Bassissima. Bassissima, della popolazione ultra 65enne, ok? Abbiamo invece poi tutto il fenomeno delle badanti, delle assistenti familiari, dove all'incirca, come ben sappiamo, significa che il costo, se metto in conto le ferie, metto in conto il TFR, metto in conto la tredicesima, metto in conto tutto, all'incirca poi viene in regola 1.500 euro al mese. Quindi diciamo che ancora, tra virgolette, conviene avere un assistente familiare, 1.500 euro, perché se non si ha l'intervento da parte della regione che dà il contributo, come si diceva prima, si va a pagare dai 2.000 ai 3.000 euro la retta. Quindi conviene ancora. Conviene fin tanto che l'anziano è gestibile a casa, perché quando i problemi diventano di tipo più sanitario è ovvio che è molto più problematico a quel punto gestirli a livello domiciliare. Certo. E là dovrebbe intervenire la struttura residenziale. Mi sono dimenticato di dire una cosa, a differenza del passato, l'ho già detto in altre occasioni, a differenza del passato le case di riposo non sono più case di riposo, cioè quello che sta succedendo oggi in queste 400 strutture è che noi abbiamo persone sempre più che hanno bisogno di cure sanitarie, diciamo che sono strutture più che sociosanitarie, strutture sanitarie. Lungodegenza, quello che era il geriatrico di lungodegenza. E quindi bisognerebbe anche ridiscutere di qual è il contributo pubblico, intendo il contributo economico che dà in questo caso la Regione, per sostenere
gli anziani, i costi degli anziani in queste strutture, perché oggi chi ha una gravità elevata, la regione passa a 56 euro al giorno, quella meno elevata a 49 euro al giorno, però ripeto, ci sono persone che hanno problemi. Ecco, ma perché c'è un numero fisso di persone che possono avere questo supporto regionale? Per semplici ragioni di costo. Di costo. Nel senso che la regione ha individuato fondamentalmente un fondo, anche la regione, che sono circa 700 milioni di euro. Di questi 700 milioni, 450 vanno per le strutture e circa il restante, quindi altri 300 milioni, vanno per la disabilità e vanno per la domiciliarità. Quindi noi per le strutture abbiamo a disposizione 450 milioni. Ma anche se aumenta il numero di persone che ne avrebbero diritto, quelli restano da attendere? Noi diciamo che quel fondo va innalzato e che le persone che hanno un bisogno più elevato di assistenza, in questo caso sanitaria, il costo dovrebbe essere tutto a carico del servizio sanitario regionale, quindi non a costo dell'utenza e non con quote, con numeri di persone, eccetera, ma dovrebbe essere pagato dal servizio sanitario regionale, quindi in forma gratuita. Assolutamente. Tra l'altro c'è un'altra problematica che ci hanno scritto i nostri telespettatori, che una casa di riposo qui costa molto di più che non giù nel meridione, molto di più. Come mai questa differenza? Ma dipende anche dalla quota di servizi che si mettono a disposizione. È vero che noi mediamente abbiamo una qualità di servizio che sicuramente è mediamente superiore rispetto al resto. Quindi i costi sono giustificati. E quindi sì, non è che si può dire che si giustificano sempre tutti i costi, però è anche vero che mediamente noi non troviamo casi dove ci vengono segnalati insufficienza di servizio o cose di quel genere o qualità scadenti. Noi abbiamo una qualità medio-alta, questo va detto, nelle nostre strutture residenziali. Mi riaggancio a quello che diceva Gino rispetto per l'appunto al fondo per la non autosufficienza nazionale e quello regionale. Noi sappiamo che quello nazionale viaggia attorno ai 400-500 milioni di euro all'anno, cambia periodicamente, e quello regionale con quell'articolazione che diceva Gino arriva vicino ai 700 milioni di euro, di cui 450 per le strutture. Ecco, questo fa il paio, come dire, no? Questo è un classico esempio evidente di come una regione mette le stesse risorse, se non di più, rispetto allo Stato. E questo giustifica ancora di più, come dire, il fatto che noi chiediamo allo Stato di mettere una dotazione e di inserire risorse all'interno di quel fondo, oltre alla legge per le ragioni che già ha detto Gino, rispetto all'individuazione dei LEA che vanno, come dire, fissati una volta per tutti, ma che ci sia una dotazione sufficiente. 3-4 miliardi, diciamo noi, sono il minimo che poi devono essere ripartiti sulle regioni e quindi per poter avere anche nella regione Veneto un innalzamento di una quota, di una dotazione che benché di 700 milioni, come vediamo, non è nemmeno sufficiente nemmeno questa. Questi LEA sono i livelli essenziali di assistenza. E sono numerati, sono fissi, non c'è possibilità. Sono provvedimenti regionali che possono cambiare qualche cosa. Sono provvedimenti nazionali, sono stati modificati 2 o 3 anni fa e quindi, come dire, sono stati riepilogati all'interno di un decreto che è stato emanato e sono stati rivisti perché i LEA sono quei livelli essenziali di assistenza dove per quelle cure sai che hai un diritto universale gratuito, mentre noi chiediamo che vengano introdotti anche i LEAS, cioè i livelli essenziali di assistenza sociali, cioè c'è tutta la parte sociale oltre che quella sanitaria, perché i LEA intervengono sulla parte sanitaria. Noi chiediamo che ci devono essere anche i LEAS, cioè che riguardano anche tutta la parte sociale che abbiamo ad esempio in Veneto da molto tempo e su questo il Veneto ha fatto scuola da molti anni, perché, come dire, noi abbiamo un sistema sociale e sanitario integrato e lo chiamiamo infatti, come dire, sistema sociosanitario.
che entra tutto nella competenza del medesimo assessore, quindi adesso il sociosanitario rientra tutto lì. Allora, torniamo su questi temi, anche quali sono le vostre istanze, tra l'altro ben precise al riguardo, e dopo la pubblicità, tra poco.